Venturini, il Bibliobus è diventato una realtà. Sì, una straordinaria iniziativa che parte oggi, promessa da qualche mese. Siamo riusciti anche a fare un allestimento grafico scelto dai bambini attraverso i social network. È quindi un nuovo servizio che si aggiunge all'impegno di questi 5 anni nelle biblioteche del Comune di Venezia. Possono diventare luoghi anche di lettura, come abbiamo fatto anche a Forte Marghera, dove abbiamo aperto una biblioteca. Si può prendere un libro in prestito e andare nel parco a leggerlo. Cioè, l'idea è che i bambini possano vedere qualcosa di nuovo, piccole cose, mi rendo conto, sono segnali, poi misureremo il successo o l'insuccesso o quello che sono le cose da cambiare, però riteniamo che sia un'attenzione. È un'iniziativa che portiamo avanti assieme a tutti i dipendenti proprio delle biblioteche, del comune, ma anche voglio ringraziare tutti gli operatori delle cooperative che ci aiutano su questo, perché tante cose sono appaltate e devo dire con grande entusiasmo da parte anche di questi giovani, perché poi dietro sono anche posti di lavoro. Come funziona questo servizio? Sarà un bibliobus appunto che toccherà tutta una serie di tappe. Inizialmente inizieremo da una quindicina sperimentali, a cui ne aggiungeremo altre, le modificheremo perché è un servizio che parte oggi, si farà conoscere, parte anche in un momento un po' particolare, quindi alcune cose non si potranno fare come previsto inizialmente, ma le faremo finita questa emergenza, e andrà in tutti i luoghi della terraferma veneziana con una puntatina anche a Santa Marta, e dove arriverà aprirà le porte e consentirà ai bambini ma anche agli adulti di prendere dei libri, consultarli, prenderli in prestito, iscriversi alla rete e riportarli. Dove arriverà poi puntiamo a organizzare anche delle iniziative, delle letture animate, degli spettacoli teatrali, dei spettacoli con burattini, cioè accendere riflettori nei quartieri della città, portare i libri laddove i libri oggi non ci sono. L'idea è proprio avvicinare i bambini alla lettura e far sì che prendano gusto e poi vengano a visitare Villa Erizzo, Vez Junior, quelle di Marghera, di Zelarino, di Campalto, di Venezia, cioè iniziare ad avvicinare i bambini e gli adulti anche alla lettura.